Francesca Scollo, il primo tentativo, playoff a 3, va a vuoto e il Giarra a festeggiare la promozione. Che partita è stata? Vincevate sempre, poi alla fine avete ceduto. Sì, per prima cosa complimenti al Giarra, se lo sono meritato alla stragrande, sono state davvero brave nel leggere la partita, nel dominarci alla fine, perché così è stato. Noi, per quanto riguarda noi, è stata una partita secondo me troppo nervosa, e quando c'è troppo nervosismo non si riesce a fare bene quello che si dovrebbe fare. Adesso sabato si va a Pedara e poi tutto è rimandato ai playoff con le seconde in classifica, ancora nulla di compromesso, comunque la squadra c'è, lo ha dimostrato anche se ha giocato secondo il mio punto di vista a sprazzi. Sì, sono d'accordissimo con te, sicuramente non mollare, questo senza dubbio, perché è ancora tutto in gioco, ma bisogna correggere certe cose che riguardano il carattere della nostra squadra, perché noi tecnicamente siamo forti, ora ci vuole però dimostrarlo col carattere. C'è pianto di gioia, tra le file del Giarre promosso in B2. Eleonora, ritornavi da ex, una grande gioia stasera, avete rimontato un Aragona che aveva giocato una grossa partita comunque, anche voi. Sì, siamo venuti qua con la giusta carica, giustamente dopo aver vinto in casa volevamo fare comunque bene qui. Ovviamente nessuno dà la certezza del risultato, però la grande voglia che avevamo veramente di questa Serie B è stata la chiave di volta di questa partita, non abbiamo mollato un secondo nonostante di là ci fossero grandi giocatori. Che dire, penso che ce la siamo meritata questa B, forza Giarre! Mister Manterra, per Televideo Agrigento una grande impresa vincere ad Aragona, alla fine non avete mollato un attimo e ve la siete meritati. Che dire, un sogno è proprio non ho parole in questo momento, ce la siamo. Quando si prepara questa partita si immagina, si sogna di fare tante cose, di fare una bella prestazione, però poi quando la realizzi è una cosa straordinaria. Abbiamo giocato contro una grande squadra attrezzata per il salto di categoria e abbiamo dato tutto quello che è possibile dare. Non so. Complimenti davvero, le tue ragazze non hanno mollato un attimo. Mai, è stato questo la nostra forza. Già nella partita precedente contro il Giavì abbiamo, come dire, messo in campo tutto quello che avevamo e quest'oggi ancora di più, perché era ancora più difficile la prestazione da fare. Sharon Tracina, incredibile, una grande vittoria in un campo difficilissimo, siete state veramente grandiose. Grazie, sì, è stata abbastanza pesante una partita, però ci abbiamo sempre creduto prima di arrivare qua, già partivamo con qualcosa in mano e volevamo concretizzare questo sogno, perché ce lo meritiamo nonostante dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto, abbiamo lottato e l'abbiamo portato a casa. Il libero, hai preso ad un certo punto della partita, hai preso tutto, eccezionale veramente. Ero emozionatissima all'inizio perché era tanto che non partecipavo a una competizione così importante dai tempi delle nazionali, delle giovanili, e allora sono entrata in partita emozionatissima, però poi mi sono rimessa. Un pianto di gioia, un Giarra che alla fine comunque ha meritato davvero. Sì. Mi stai facendo emozionare comunque. Grazie.